Gli è stato amputato un braccio al pilota Robert Kubica, rimasto vittima di un grave incidente avvenuto questa mattina durante la prima prova del Rally Ronde di Andorra. Secondo la ricostruzione dell'accaduto, il noto pilota di Formula 1 ha perso il controllo della sua Skoda Fabia Super 2000 ed è andato a sbattere violentemente contro il guardrail di protezione a circa 4 km dallo start. Forse l'asfalto ancora viscido ha tradito il pilota che non ha potuto evitare il tremendo impatto. Nell'incidente avvenuto sulle alture di Testico, l'auto è andata completamente distrutta. Kubica è stato prontamente soccorso dal personale sanitario e dai vigili del fuoco che lo hanno estratto dall'abitacolo. Il pilota è rimasto cosciente durante le operazioni di soccorso ed è stato poi trasportato in elicottero all'ospedale Santa Corona di Pietraligure. Oltre all'amputazione di un braccio, Kubica ha riportato un forte trauma cranico, una frattura del femore ed una gamba, oltre a varie ferite sul resto del corpo. Illeso invece il navigatore Jakob Gerber al suo fianco durante le prove del rally, sospeso a seguito dell'incidente.